L'omicidio di Mattia Caruso, Valentina Boscaro condannata in secondo grado a 20 anni di carcere, torna ai domiciliari con braccialetto elettronico, il dolore della famiglia del giovane, ma c'è fiducia nella giustizia. Morta a 50 anni dopo l'intervento al seno, indagati chirurgo e anestesista della clinica privata di Castelfranco. Siamo sconvolti, l'operazione era semplice e preparata con scrupolo, dicono dalla struttura. Tra Cittadella e Rosà lo shock di due comunità. Indagini sulle accuse social ancoatano nell'inchiesta sulla morte del 23enne che si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di un edificio a Padova. Al momento non c'è ipotesi di istigazione al suicidio. A Roveredo in piano i funerali della 15enne precipitata con l'ultraleggero assieme al suo istruttore. All'addio tutto il paese stretto attorno alla famiglia della ragazza. Saluto finale con palloncini bianchi. Dopo Mestrino e Albignasego, terzo colpo nel giro di 2 mesi a un negozio di bici costose nel Padovano, stavolta il raid a Rovolone, la rabbia del titolare. Nuove frecce tricolori con la livrea ideata da Pininfarina dal 50° stormo di Strana a Jesolo per l'air show di domani. Abbiamo portato l'italianità nel mondo, dice il comandante della pattuglia acrobatica. Venerdì 20 settembre a Padova, in 40 piazze di tutta Italia, in pigiama di corsa per i bambini malati. Torna per il 6° anno la Pigiama Run, appuntamento in Prato della Valle. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai nostri titoli. In primo piano l'omicidio di Mattia Caruso. Valentina Boscaro, condannata in secondo grado a 20 anni di carcere, torna ai domiciliari. Il dolore della famiglia del giovane ammazzato con una coltellata al cuore 2 anni fa. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Valentina Boscaro, la donna condannata in appello a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso, il giovane con cui aveva una relazione, ucciso con una coltellata al cuore il 25 settembre del 2022. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta fatta dagli avvocati della Boscaro, che avevano impugnato il primo verdetto espresso dal Riesame. Valentina Boscaro, subito dopo l'arresto a fine settembre di 2 anni fa, era stata, in quanto mamma di una bambina piccola, per mesi ai domiciliari in attesa del processo e solo dopo la condanna in primo grado era stata trasferita nel carcere di Verona. Valentina Boscaro, presente all'udienza, è stata subito riportata a casa. Avrà l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, non avrà accesso a smartphone e computer e potrà parlare solo con i propri cari e i suoi avvocati. Per la famiglia di Mattia Caruso, ucciso dalla 33enne, la notizia ha riaperto un grande dolore, come spiega la legale che li segue nel processo, l'avvocata Francesca Betto. La fiducia nella giustizia non manca, la parola fine sarà con la sentenza definitiva. La Boscaro ha 2, diciamo così, sentenze di condanna conformi, cioè 2 tribunali che l'hanno dichiarata responsabile dell'omicidio volontario di Mattia. Ha preso 20 anni e quei 20 anni ce li ha, non sono rimessi in discussione ovviamente da un provvedimento che ha carattere endoprocessuale. Va bene, pazienza. Sotto il profilo umano ovviamente rimane un po' la delusione, perché c'è una mamma a casa che non ha più un figlio e che lo piange in tomba, quindi insomma è comprensibile il dolore della famiglia. Valentina Boscaro dunque resterà ai domiciliari fino al verdetto della Cassazione, l'ultimo grado di giudizio. Renato Vallanzasca, per il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto oggi il differimento di pena per incompatibilità col carcere per le sue gravi condizioni di salute, sarà trasferito nei prossimi giorni in regime di detenzione domiciliare nell'RSA dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio in provincia di Padova, struttura che si occupa di malati di Alzheimer e demenza, individuata nei mesi scorsi dai legali del 74enne e che ha dato la propria disponibilità ad accoglierlo. Il trasferimento, da quanto si è saputo, avverrà nel giro di qualche giorno, al massimo entro un paio di settimane. E ora la morte di Helen Comin, 50enne di Cittadella, originaria di Rosà, spirata dopo un intervento chirurgico al seno in una clinica privata di Castelfranco. Nel pomeriggio l'autopsia. Siamo sconvolti e addolorati, ma abbiamo operato con la massima diligenza e competenza, dicono gli indagati. L'ipotesi è quella di reato, è quella di omicidio colposo. L'intervento di sostituzione di protesi mammarie era semplice, è stato preparato con scrupolo, eseguito con l'assistenza di un primario in anestesia e rianimazione che aveva praticato una sedazione leggera. Siamo sconvolti e addolorati, vicini a marito e figli. Questo è il commento che nel pomeriggio arriva dalla clinica privata di Viclinic di Castelfranco, nelle ore in cui la Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati il titolare chirurgo Antonio Di Vincenzo e l'anestesista Fabio Toffoli
letto. Si vuole fare luce sulla morte di Helen Comin, la cinquantenne originaria di Rosama, residente a Cittadella, spirata martedì all'ospedale di Castelfranco dopo alcuni giorni di agonia. Dalla clinica spiegano come dopo l'intervento la paziente fosse stata ricoverata nel reparto post-operatorio con il controllo costante del personale addetto e non avesse manifestato alcun problema, tanto che dopo una quarantina di minuti si era anche seduta sul letto. La crisi cardiaca, stando alla ricostruzione della clinica, avviene dopo un'ora dall'intervento, con la cinquantenne che viene subito soccorsa dal personale interno. Immediato anche l'intervento del 118 che porta la donna nel vicino ospedale Castellano, dove resta per 5 giorni nel reparto di rianimazione fino all'epilogo di martedì. Dagli atti di indagine, sottolineano dalla clinica, risulta che anche i sanitari non siano stati in grado di comprendere le cause del malore. Di certo nel pomeriggio la donna è stata sottoposta ad autopsia con l'incarico affidato all'anatomopatologo Claudio Terranova. Dalla clinica, guidata da Di Vincenzo, si dicono pronti a collaborare, mettendosi a disposizione degli inquirenti, certi di aver operato con la massima diligenza e competenza. Ora si attendono gli esiti dell'esame. Quel malore era in qualche modo prevedibile? Ci sono stati problemi nella procedura di sedazione? Interrogativi che restano aperti. I familiari della donna si sono affidati alla legale padovana Lisa Tardivo. Sotto shock le comunità di Rosà e Cittadella. Sono sconvolte, senza parole, le due comunità di Rosà e Cittadella, dove Helen Comin, la cinquantenne stroncata da un infarto, dopo 5 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dopo un intervento chirurgico, lavorava e viveva. A Cusinati di Rosà, di cui era originaria, in via Mazzini aveva gestito per anni lo showroom dell'azienda del marito, la Lago Inox di Galliera Veneta. Negli ultimi giorni l'attività si stava spostando e nel negozio restano gli scatoloni imballati. Giovedì della scorsa settimana era qui, oggi non c'è più, è un dolore troppo grande. Sono le dichiarazioni rilasciate a microfono e telecamera spenti da chi segue le attività vicine al suo atelier, chi la vedeva tutti i giorni per un caffè, per un semplice buongiorno e buon lavoro. Così come sconvolti i vicini di casa a Pozzetto di Cittadella. Non si spiegano come e cosa possa essere accaduto. Si stringono attorno al marito Stefano Lago e ai 4 figli della coppia. Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo saputo un po' così. Ha fatto male, però comunque dai. Adesso... Che ricordo ha di questa signora? Era comunque gentile, solare, aiutava molto le figlie, le portava a scuola, quindi la vedevamo sempre entrare, uscire, comunque era... Se c'era mano c'era sempre bisogno, cioè, come posso dire... C'era, esatto, l'aiutavamo, lei aiutava noi, la vedevamo comunque molto spesso, perché Mari andava a lavoro, portava le figlie a scuola, appunto. E adesso l'importante è stare vicino alla famiglia. Sì, esatto, soprattutto quello. Infatti adesso Mari sono incontrato con la figlia un po' più grande, le do una mano, gli sono vicino per quello che posso fare, anche perché quello si può fare ormai, certo. Nient'altro. Continuano le indagini sulla morte del 23enne che si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di un edificio a Padova. Lo zaino sulle spalle, un selfie nel cortile di Palazzo Boi, la scritta "Grazie di tutto". Poco prima alcune foto di pupazzetti con la scritta "Fai del bene". Sono gli ultimi post social pubblicati dal 23enne di Romano De Zelino che mercoledì pomeriggio si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di Palazzo Europa a Padova. Ma l'attenzione degli inquirenti si è concentrata in queste ore su alcune foto pubblicate dal giovane e di suoi presunti profili social in cui fa il nome e cognome di un coetaneo e l'accusa di essere uno stalker. Il giovane dice che sono account falsi e attacca il suo presunto stalker dicendo "vorrei spaccargli i denti ma io faccio del bene", un'espressione ricorrente negli ultimi istanti di vita del ragazzo, studente universitario giunto al termine del suo percorso di studi. La procura di Padova ha disposto l'autopsia e sta valutando di aprire un'inchiesta, prima però sono necessari accertamenti per capire se si possa profilare l'ipotesi di istigazione al suicidio. Al momento sono atti relativi senza ipotesi di reato specifiche. Sembra che nell'ultimo periodo infatti il 23enne avesse mostrato segni di disagio interiore. I profili social a suo nome, che lui diceva essere falsi, erano vuoti. Nello zaino lasciato all'11° piano dell'edificio da cui si è gettato sono stati ritrovati dei fogli e la sua tesi che ora verranno analizzati dalla polizia. Il portiere di Palazzo Europa, che lo ha visto nei minuti prima del lancio del vuoto, lo aveva sentito urlare alcune frasi sconnesse proprio sulla laurea. La famiglia del giovane ora chiede solo chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto il ragazzo a farla finita.
E ora i funerali di Alessandra Freschet, la quindicenne morta nell'incidente aereo dello scorso 2 settembre a Premariacco. Partiamo dalla fine, dal momento in cui si sono liberati in aria i palloncini bianchi come ultimo addio in terra della sfortunata Alessandra Freschet, la studentessa del Volta di Udine, deceduta assieme al suo istruttore Simone Fant nel tragico incidente aereo accaduto lo scorso 2 settembre durante le fasi di atterraggio presso l'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco. Tutta la comunità di Roveredo in piano raccolta in un silenzio e rispettoso abbraccio verso i familiari e il fidanzatino, presenti anche i compagni di classe della quindicenne. La cerimonia si è tenuta nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Roveredo, dove la ragazza viveva, gremita in ogni ordine di posto. Chi non ha potuto entrare ha assistito con diligente raccoglimento alla funzione religiosa. Una famiglia distrutta dal dolore per la prematura perdita del proprio angelo, ragazza solare con la passione per il volo, tutto finito all'improvviso dalla mano avversa del destino che in pochi istanti, forse nemmeno il tempo di capire, ha spento per sempre il sorriso e la voglia di vivere di Alessandra. Al termine della funzione religiosa, la salma a bordo dell'auto funebre ha lasciato il sagrato per raggiungere il vicino Camposanto, dove sarà tumulata nella tomba di famiglia. La cronaca, terzo colpo nel giro di 2 mesi a un negozio di biciclette in provincia di Padova, sempre le stesse modalità con un furgone utilizzato come un ariete per sfondare le vetrine. Non dormi più la notte, questa è la paura. Ti prende, sai che i furti li vengono sempre fatti dalle 3 alle 3:30, sono sempre venuti quell'orario lì e hai sempre paura e non riesci più a prendere sonno e vivi sempre con la paura, col terrore. Se no bisognerebbe chiudere tutto e finirla, ecco, tutto lì. È amareggiato il signor Giancarlo Benato. È tornata in azione la banda dei predoni delle bici. Dopo i colpi a Mestrino e ad Albignasego, a essere preso di mira il suo negozio a Carbonara di Rovolon, ai piedi dei Colli Euganei. Alle 3:30 ho sentito suonare, a parte un piccolo botto, ho sentito botto perché io dormo sopra al terzo piano. Il botto non ho sentito tanto forte, però è partito l'allarme e sono corso in terrazza, ho visto forse nel giro di 3 minuti il tempo che è partito l'allarme che io mi sono alzato, il tempo di 3 minuti hanno fatto il colpo e li ho visti andare via col camion e una macchina. Un'azione fulminea, le modalità diventate tragicamente classiche, con un furgone usato come ariete, la razzia e la fuga. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma le bici rubate e i danni subiti alla struttura potrebbero aggirarsi attorno ai 50.000 euro. Non solo quello però, perché nell'impatto con il mezzo una decina di biciclette è stata danneggiata. Non è la prima volta che i ladri entrano nel negozio, ma non era mai successo un colpo di queste dimensioni. 5-6 anni fa abbiamo messo tutti dei ferri proprio grossi proprio davanti alle vetrine, oltre abbiamo le vetrine antisfondamento e non pensavamo più che subire un furto così, però sono venuti con un camion grosso con una gru e in marcia indietro hanno sfondato tutto, una cosa neanche da guardare, insomma, ecco. Ora resta solo tanta amarezza e molti dubbi sul futuro. Vuoto indescrivibile, non ho la forza di arrabbiarmi, mi sento proprio svuotata all'interno. Non lo so, non ho mai avuto questa sensazione. Ho avuto altri furti, mi arrabbiavo, magari mi sfogavo arrabbiandomi, ma oggi mi sento proprio questo senso inerme, mi sento svuotata completamente. Torniamo nel Trevigiano, continuano le ricerche del lupo che ieri sera è stato investito da un'auto a Salettual di Maserata. Io consiglierei di sospendere questa battuta di caccia di domenica, perché sicuramente peggioreranno la cosa, perché invece di rimanere all'interno scapperanno più distanti ancora. Sospendere momentaneamente la caccia in questo angolo di Marca, lungo la golena del Piave, dove da mesi si aggirano 1 o forse 2 esemplari di lupo. È qui a Salettual di Maserata che ieri sera l'auto condotta da una donna ha urtato l'animale sbucato all'improvviso in mezzo alla strada per poi scappare tra i vigneti, probabilmente ferito. Sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti gli esperti del CRAS e la polizia veterinaria che per tutta la notte hanno cercato l'animale, trovando tra i filari delle orme che sarebbero compatibili
simili con il lupo. Dalla descrizione data dall'automobilista si tratterebbe proprio del canide avvistato tra Breda, Spresiano, Ponte di Piave e Maserata. Chi conosce questi luoghi e la fauna che solitamente li abita cerca di dare una spiegazione al perché il lupo si sia spostato dalle zone più isolate, dove era stato avvistato fino a qualche settimana fa, ai centri abitati. Dal mese di agosto i cacciatori in questa zona c'è l'addestramento per prepararsi alla caccia. Purtroppo questi poveri animali affamati, spaesati, vengono scacciati dagli stessi cani e scappano fuori dall'argine, vanno vicino alle case anche per salvarsi a questo punto. Da qui l'appello a sospendere la caccia fino a quando il lupo non sarà catturato e riportato nel suo habitat naturale. Bloccare per un periodo finché questi animali non verranno catturati, di bloccare almeno nell'asta del Piave, da argine a argine del Piave, dai ponti della ferrovia fino su al Montello, di chiudere completamente la caccia. Zanot, che vive da sempre in Golena, è testimone dei cambiamenti della fauna in quest'area di Marca. Qui da me si sono stati sempre visti caprioli, cinghiali, qualche cervo, volpi ce ne sono tante, ma lupi non si sono mai stati visti. Qui sul Piave, alle Golena, c'è un'autostrada per questi selvatici e ci sarà sempre di più, perché finché aumenterà la popolazione in montagna, questi verranno in cerca di cibo verso la pianura. Cambiamo argomento, oggi le prove, domani invece dalle 14 appuntamento con Jesolo Air Show che festeggia 26 anni e quest'anno segna l'abbraccio tra l'Italia e le Frecce Tricolori di ritorno dal tour dagli Stati Uniti. Per questioni di organizzazione e sicurezza vietati l'accesso alla riva e la balneazione in entrambe le giornate, modifiche al traffico e alla sosta. In occasione dell'appuntamento è arrivato anche il saluto del presidente Zaia. Velocità e dinamismo, dice, eleganza e potenza, le Frecce Tricolori sono il nostro orgoglio. Proprio di Frecce Tricolori continuiamo a parlare, grande successo appunto per il tour in Canada e Nord America per le Frecce che ieri sono tornate all'aeroporto di Strana, il servizio di Lucio Zanato. È stato un tour impegnativo, un tour in cui la Forza Armata ha messo in campo delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di compiere una vera e propria avventura. Immagini delle esibizioni che hanno portato le nostre Frecce Tricolori dall'altra parte del mondo, in un tour tra Canada e Nord America di grandissimo successo. Immagini che sono state presentate al loro ritorno in Italia di Strana, accolti non solo dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ascoltato con interesse quello che in gergo è stato un debriefing del comandante della pattuglia sulla missione. Il 10 giugno di quest'estate siamo partiti da Rivolto quando con 11 MB e con i velivoli di supporto abbiamo lasciato l'Italia, abbiamo fatto scalo nell'Europa continentale, poi in Scozia, poi in Islanda, poi in Groenlandia. Una grande sfida per noi è atterrare in posti così remoti, per poi giungere in Canada. Da lì è stato un susseguirsi di esibizioni, ma soprattutto di incontri con i nostri emigranti, come ha ricordato il comandante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Avevamo l'esigenza di ringraziare gli italoamericani che in silenzio vivono laggiù. A Chicago, per esempio, all'Little Italy hanno ricevuto una festa con tutte macchine, la gente per strada, erano gli eroi del momento. La gente è corsa come passaparola perché mano a mano che sapevano che stavano arrivando si spostavano da uno stato all'altro degli Stati Uniti per vederli e per abbracciarli. Ma la base di Strana è stata anche la cornice per la presentazione dei nuovi aerei delle Frecce Tricolori. Sono i 346 dell'italiana Leonardo, con un'altrettanta firma italiana famosa nel mondo, Pininfarina. Aerei presentati così. Ci abbiamo lavorato abbastanza tempo, ma l'idea è nata subito, perché come dicevo
la passione, le emozioni, il senso del design che i nostri designer hanno, li hanno accettati, e poi lavorare per un oggetto del genere ha eccitato la creatività e quindi in un tempo rapidissimo siamo arrivati alla convergenza. Senta, questa idea di vedere il tricolore anche sulla pancia del velivolo. Questo senz'altro, perché gli aerei purtroppo noi li vediamo dal basso mentre fanno le evoluzioni, e allora vedere il tricolore anche dal basso è eccezionale. E venerdì 20 settembre a Padova e in altre 40 piazze d'Italia, tutti in pigiama di corsa per i bambini malati. Torna per il 6° anno consecutivo la Pigiama Run, appuntamento in Prato della Valle. È pronta a ripartire la Pigiama Run, la corsa camminata organizzata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, tutta dedicata ai piccoli malati. Terza edizione a coinvolgere le vie della città di Padova, l'appuntamento è fissato per venerdì 20 settembre alle 19 in Prato della Valle, con apertura delle iscrizioni alle 17. Competizioni per tutti i gusti, ma rigorosamente in pigiama, 9 km per chi ama correre, 6 fattibili anche con il passeggino per chi vuole partecipare, con ospiti d'eccezione Ielio, Mammolo e Dotto. I bambini saranno protagonisti perché saranno i primi destinatari ovviamente di quello che è il risultato di questa bellissima iniziativa. Non saranno presenti perché ovviamente per ragioni intuibili non possono essere presenti, ma saranno rappresentati da dei partner speciali. I bambini ammalati ci seguiranno dall'ospedale dove ci saranno dei robottini collegati con la corsa e vedranno la corsa in maniera tale che parteciperanno anche loro un po' a questa corsa. E allora eccoli questi, i 3 robot che parteciperanno alla corsa con un compito specialissimo, quello di trasferire l'atmosfera direttamente nel reparto di pediatria di Padova, dove molti piccoli si stanno curando. Dalla California arrivano Mammolo e Dotto, tutto made in Italy Ielio, robot pediatrico ben conosciuto dai bambini a cui fa compagnia tutti i lunedì durante dei hospital in pediatria. Ciao Ielio, tutto bene? Ok. Fino a qualche giorno fa, Ielio, stretto troppo forte da uno dei suoi grandissimi piccoli amici, aveva un cerotto, ma adesso è tornato in perfetta forma, pronto per correre per i bambini malati la Pigiama Run, i cui ricavati andranno a progetti di accoglienza e supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie. Si chiude così il telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, come sempre dopo la sigla il meteo. Arrivederci e una buona serata a tutti.